La salute nel Veneto, il nostro osservatorio con numeri, interrogativi e proposte. Questo è il tema che l'ANAP del Veneto ha deciso di dedicare alla sua convention annuale del 2018. Un confronto sulla sanità del Veneto e le sue criticità, per poter poi affrontare in maniera costruttiva la relazione con la Regione Veneto, che è in procinto di approvare il nuovo piano sociosanitario regionale. Come ogni anno l'ANAP si presenta all'appuntamento di fine anno con delle proposte concrete su iniziative regionali di loro interesse. La mission dell'ANAP è quella di accompagnare, difendere e rendere la vita semplice ai milioni di pensionati che ormai stanno popolando il Veneto e la nostra nazione. L'invecchiamento dell'Italia e del Veneto procede. Ormai sono più di 1 milione gli over 65 residenti in Veneto e nel 2051 le percentuali stanno aumentando in maniera esponenziale. Bisogna per forza che il sistema, pur eccellente, si adatti a questa nuova realtà e le proposte dell'ANAP vanno proprio in questa direzione. L'osservatorio ci serve come base di riferimento anche scientifico per poter poi fare azioni sindacali, quindi il tema è: abbiamo fatto un osservatorio che non vuole essere una realtà accademica ma una realtà che fornisce informazioni importanti e documentate su quelle che possono poi essere le azioni. Il tema forte ovviamente è questo andamento demografico sia del paese Italia sia anche nello specifico del Veneto, per vedere quali possono essere un po' gli appuntamenti, quindi ci sono dei problemi attuali ma soprattutto le proiezioni ci stanno preoccupando. Allora avere un osservatorio che fornisce questi elementi non è per destare preoccupazioni ma è per orientare appunto le scelte. Oggi noi confermiamo che il Veneto è una realtà che ha sia soprattutto dal punto di vista del sociosanitario, oltre che ovviamente per tradizione della sanità, dei punti di eccellenza, delle realtà di eccellenza. Il problema è che non possiamo dormirci sopra e quindi noi diamo alcuni segnali di attenzione che devono orientare anche quelle che poi sono le scelte che va fatte da un lato dal regista della politica sanitaria ma anche dal punto di vista delle nostre associazioni di rappresentanza. Ora il fatto che gli anziani segnalino il fatto di una propria preoccupazione ma che anche in vista delle generazioni future credo che sia un segno di intelligenza, un segno di responsabilità e quindi noi stiamo fornendo dal punto di vista tecnico quelle giuste informazioni, no? Quindi tutto documentato, tutto fonti scientifiche, ma nello stesso tempo vogliamo anche in qualche modo compartecipare e essere, come si dice oggi facilmente, cittadinanza attiva. È stato approvato in commissione, adesso sta andando in aula il nuovo piano regionale sociosanitario e ha visto l'ANAP del Veneto attiva nel dibattito e adesso questo documento porta comunque anche delle osservazioni che verranno portate dentro quel piano. Sì. Noi nel piano nel quale vediamo ovviamente un'attenzione specifica perché il famoso tema della centralità della persona eccetera, però poniamo alcune problematicità. La nota è sempre quella delle liste d'attesa in cui c'è qualcosa che ovviamente, ecco, e quindi vogliamo anche documentare alcune questioni poco corrette che vengono fatte e dando, ecco, l'attenzione che noi poniamo è soprattutto alla questione della medicina di primo livello, quindi primaria. Dobbiamo dare più fiducia a quelli che sono i medici di base. Noi siamo sempre stati favorevoli alle aggregazioni, quindi a quella che è la medicina di gruppo, che mi pare invece un pochino dimenticata. Qual è la grande preoccupazione? È che progressivamente stiamo notando che la famosa spesa out of pocket sta crescendo notevolmente la povertà, la solitudine di anziani e quindi chiediamo, ecco, fortemente che ci sia più attenzione a quella che è un po' il tema del sociosanitario. Noi siamo un po' più per quella, quindi francamente lo slogan che abbiamo è non l'ospedale sotto casa ma una medicina che sia più vicina al domicilio e quindi attraverso che oltretutto costa anche molto meno ed è più mirata. Ecco, questo è un po' il tema che stiamo vedendo e quindi di accentuare, perché la preoccupazione è che non si vada verso una medicina privata che ovviamente favorirebbe solo chi può
pagarsela. Oggi siamo invece in difficoltà in tante situazioni. Il Veneto fortunatamente è ancora trainante da un punto di vista sia della medicina pubblica sia della integrazione dei servizi sia sociali, quindi col comune, sia quelli sanitari con i distretti. Questo temendo che la riforma che è stata fatta con la legge 16 ci allontani, invece che avvicinarci. Non è l'organizzazione in sé che può essere un pericolo, però lo segnaliamo come attenzione. Quindi soprattutto noi vogliamo essere attenti non tanto ai proclami, ma a vedere poi cosa si è fatto. In questa occasione è l'occasione per presentare una pubblicazione, un documento che verrà, il nostro scopo è quello che venga usato da tutti i dirigenti delle varie province per poter fare attività sindacale sul territorio, perché ci sono tantissimi dati per poterci confrontare. Noi abbiamo già presentato in quinta commissione le nostre proposte insieme con Confartigianato. È stato un documento che questo che noi presentiamo oggi riporta quelle richieste, queste sono nostre osservazioni sulla base delle nostre esperienze e mi sembra soprattutto importante per poter lavorare poi sui territori. La società d'argento sta crescendo in Italia e in Veneto e quindi anche gli artigiani diventano anziani e vanno in pensione. Siete tantissimi, un'associazione forte, però riuscite ad incidere perché in qualche modo l'attività che fate vi viene riconosciuta e siete ascoltati. Sì, noi in Veneto la nostra associazione conta quasi 25.000 soci, non siamo pochi, possiamo dire che coinvolgendo anche le famiglie di soci, no? Vuol dire che rappresentiamo circa 50.000 persone, all'incirca più o meno, vuol dire essere impegnati per rappresentare e tutelare i nostri soci. Ripeto, il tema è sempre quello della salute perché è molto importante per noi, anche perché aumenta l'età, abbiamo la fortuna che si aumenta l'età, ma io ho un mio slogan che dico è bello diventare anziani ma non è bello essere anziani, perché essere anziani purtroppo comporta che ci sono tanti problemi che riguardano la salute. Ecco che noi su questo fronte siamo molto impegnati, ci confrontiamo molto spesso con le ULSS delle nostre province, con i direttori generali, per cercare di dare il nostro apporto per poter dare dei consigli e miglioramento, perché diciamo che noi siamo i maggiori utenti del servizio sanitario e allora ecco che dalle nostre esperienze potremo dare qualche consiglio e sicuramente comunque voglio anche dire una cosa che ci tengo molto, perché anche io personalmente, anche io, la mia famiglia abbiamo avuto bisogno, il servizio sanitario veneto funziona, vogliamo che funzioni sempre meglio, è ovvio che non si può dire che funzioni al 100%, però diremo che tutti i parametri dicono che funziona e io lo dico che personalmente qui da noi non si fanno i viaggi della speranza per potersi curare, qui da noi in Veneto ci si cura, il servizio sanitario io dico funziona. A livello nazionale invece l'ANAP che piani ha, quali sono le priorità che sta affrontando? Ma a livello nazionale, io lo dico da tempo, è diventato un livello un po' particolare in Italia, perché la sanità si applica a livello regionale, per cui ben fatto il Veneto oggi ad occuparsi del piano sanitario regionale, perché ormai da Roma il Ministero e i sindacati trattano le linee di carattere generale. Per cui sui piani regionali che poi vanno invece calate le politiche sanitarie ed è giusto che un sindacato come il nostro, che il tema attuale di quest'anno è la non autosufficienza, si occupi pienamente dei piani sanitari regionali. Per cui è lì che vanno capite dove vanno le risorse, a che cosa sono destinate e i loro risvolti poi sugli enti locali che sono i comuni e le strutture sanitarie, quelle che poi hanno la gestione più specifica della questione. Siamo con Paolo Avezzù, componente del direttivo di ANCI Veneto, che come ha fatto l'ANAP d'altronde qualche mese fa ha partecipato all'audizione in quinta commissione per il piano sociosanitario regionale che arriverà adesso a breve in discussione in giunta regionale. Avete portato anche voi le vostre considerazioni? Certo, non a caso si chiama piano sociosanitario. Ecco, vediamo, innanzitutto la nostra osservazione è che vediamo più sanitario che socio, nel senso che sia per i numeri che per la valenza politica
il sanitario prevale un po' troppo secondo noi rispetto al sociale, cioè, e questo comporta una centralizzazione della gestione complessiva non solo del piano ma anche dei servizi. Poi la seconda cosa, la centralizzazione vuol dire anche lentezza nelle risposte. Altra osservazione è che inevitabilmente ci sono stati dei tagli, sappiamo, tagli dei posti letto, tagli dei costi della sanità, e questo magari può essere anche plausibile, però questi risparmi di spesa non li vediamo investiti sul territorio, sui servizi, diciamo, di vicinanza alla popolazione. Citiamo tra tutti gli ospedali di comunità e le reti di vicinanza alla popolazione, e su questi i comuni, ripeto, non tanto rivendicano maggiori risorse, peraltro siamo carenti di sostegni finanziari, ma rivendicano una possibilità di dare maggiori risposte alla popolazione, e i comuni se ne fanno carico proprio come realtà più vicina alla gente e al territorio.